perché tu sei qui. Combatte, accanto a noi sarà, un giorno lui ha vinto, sì ha vinto già, non saremo scossi, non saremo smossi, perché tu sei qui. Portando i nostri pesi ci hai dato libertà, un giorno lui ha vinto, sì ha vinto già, non saremo scossi, non saremo smossi, perché tu sei qui. Io vivrò, non morirò, la tua potenza vive in me, son libero nel nome di Gesù. Portando i nostri pesi ci hai dato libertà, un giorno lui ha vinto, sì ha vinto già, non saremo scossi, non saremo smossi, perché tu sei qui. Io vivrò, non morirò, la tua potenza vive in me, son libero nel nome di Gesù. Io vivrò, non morirò, ti loderò e dichiarerò che vivi in me, guarito sono nel nome di Gesù. Dio per noi combatte, l'oscurità indietreggia, il suo regno avanza, non sarà mai smosso, Satana è sconfitto nel nome di Gesù. La Chiesa griderà, Dio per noi combatte, l'oscurità indietreggia, il suo regno avanza, non sarà mai smosso, Satana è sconfitto nel nome di Gesù. La Chiesa griderà, Dio per noi combatte, l'oscurità indietreggia, il suo regno avanza, non sarà mai smosso, Satana è sconfitto nel nome di Gesù. La Chiesa griderà, io vivrò, non morirò, la tua potenza vive in me, son libero nel nome di Gesù. Io vivrò, non morirò, ti loderò e dichiarerò che vivi in me, guarito sono nel nome di Gesù. Lode al nome tuo quando la tua benignità scorre abbondante su di me.
e porti via, tu doni e porti via, per sempre sceglierò di benedire te. Tu doni e porti via, tu doni e porti via, per sempre sceglierò di benedire te. Tu doni e porti via, tu doni e porti via, per sempre sceglierò di benedire te. Tu doni e porti via, tu doni e porti via, per sempre sceglierò di benedire te. Benedetto il nome del Signore, lode al nome tuo. Benedetto il nome del Signore, il glorioso nome di Gesù. Benedetto il nome del Signore, lode al nome tuo. Benedetto il nome del Signore, il glorioso nome di Gesù. Alleluia. Oh, alleluia. Ti amo Dio, la tua grazia mai mi manca, i giorni miei tenuti nelle mani tue, dal momento in cui mi sveglio al calare della sera, io canterò della tua bontà. Nella mia vita sei fedele, Alleluia. Gloria a Gesù. nella mia vita sei così buono, nel respiro più profondo io canterò della tua bontà. Amo la tua voce, tu mi hai guidato nel deserto, nelle notti buie, sei vicino come nessun altro, ti conosco come padre, migliore amico mio, io canterò della tua bontà. Nella mia vita sei fedele, nella mia vita sei così buona, nel respiro più profondo io canterò della tua bontà. La tua bontà mi guarda e corre verso me, la tua bontà mi guarda e corre verso me, la mia vita ora riposa in te, tutto posso arrendere,
Mira la bellezza del Signore, le meraviglie della grazia sua. Vieni e vedi quanto amor per te. Mira il viso pien di compassione, le sue man forate vieni a toccare. L'amico che comprende potrai trovare. Sotto la croce sanguinante vieni e sta. Il suo amor per noi non cambia mai. Egli è degno della nostra lode. Egli è degno della nostra lode. È glorioso, meraviglioso. Egli è il tutto per me. La pietra del sepolcro mossa è, la tomba è vuota, il corpo suo non c'è. Perché cerchi il vivo tra i morti? Gesù vive, non si trova qui. Egli è degno della nostra lode. Egli è degno della nostra lode. È glorioso, meraviglioso. Egli è il tutto per me. La pietra del sepolcro mossa è, la tomba è vuota, il corpo suo non c'è. Perché c'eri il vivo tra i morti? Gesù vive, non si trova qui. Egli è degno della nostra lode. Egli è degno della nostra lode. È glorioso, meraviglioso. Egli è il tutto per me. Egli è degno della nostra lode. Egli è degno della nostra lode. È glorioso, meraviglioso. Egli è il tutto per me. È glorioso, meraviglioso. Egli è il tutto
sono amato, perché sono amato. Possiamo sentire l'allegria, possiamo sentire la gioia, c'è guarigione in Dio, possiamo adorare, possiamo sentire l'allegria, possiamo sentire la gioia, c'è guarigione in Dio, possiamo adorare. C'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà, c'è libertà, c'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà, c'è libertà. Possiamo sentire l'allegria, possiamo sentire la gioia, c'è guarigione in Dio, possiamo adorare, possiamo sentire l'allegria, possiamo sentire la gioia, c'è guarigione in Dio, possiamo adorare. C'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà, c'è libertà, c'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà, c'è libertà. C'è libertà nella casa, c'è libertà nel danzare, c'è libertà nella casa, c'è libertà nel danzare, c'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà, c'è libertà, c'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà, c'è libertà. Noi siamo liberi, siamo liberi per il suo sangue, libero sono. Noi siamo liberi, siamo liberi per il suo sangue, libero sono, libero sono. Dall'imposizione dell'uomo. Siamo liberi perché Cristo Gesù ci ha resi liberi. Lui ha detto: conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Gloria a Dio. Bene, come avete sentito, avete saputo, il Signore si è portato a casa un altro servo, caro amico. Ci sentivamo spesso, pastore della chiesa di Montebelluno, della Calvary Chapel. È stato un amico per noi. Ogni volta mi chiedeva di Deborah, mia figlia, come stava. Lui stava in quelle condizioni, chiedeva di Deborah come stava. E fino all'ultimo ha testimoniato in ospedale, ha portato persone, addirittura un paziente come lui, in quei reparti dove purtroppo oggi lo vedi, domani non vedi più, in sala intensiva o in sala di rianimazione, in quel posto particolare.
era morta una persona che era davanti a lui e hanno voluto che fosse lui a fare una preghiera quando è morto, diciamo, i suoi parenti. E lui si è alzato da quella condizione e ha fatto una preghiera per... Gli ultimi 2 giorni non stava proprio bene, mi hanno detto che si era fatto addormentare clinicamente perché il dolore era troppo forte e durante la notte, la mattinata è andata col Signore. La parola di Dio dice: è cosa di gran momento agli occhi dell'Eterno la dipartita dei suoi figli. Ed è importante che ognuno di noi, guardate, quando noi andiamo a un funerale, non so voi, ma quando andiamo a un funerale ognuno di noi riflette e dice: prima o dopo dentro là ci sarò io, o no? Ve lo siete mai chiesto? Si ferma un po' tutto intorno a noi. Ieri realmente non sapevo proprio cosa predicare. Per queste situazioni, Grace, un'altra ragazza della tenda Cristo la risposta, una ragazza meravigliosa, ha avuto problemi, l'ha avuto tempo addietro anche lei, e poi sentiamo comunque altri che stanno attraversando momenti difficili, cosa sta succedendo intorno a noi. E ieri riflettevo, no? Facevo delle riflessioni e a un certo punto ero in macchina, poi alla fine, ieri gliel'ho detto a mia moglie e alle mie figlie, ho sentito una voce, quelle voci che parlano al cuore. L'avete mai sentito quelle voci che ti parlano nel tuo cuore? Senti come se ci fosse una voce. Ho sentito questa voce che diceva: se domani dovesse essere l'ultima tua predicazione, che cosa predicheresti? L'ultimo tuo messaggio che tu dai dal pulpito, che cosa predicheresti? Un po' mi sono preoccupato, ma solo un po'. Perché io ho sempre detto al Signore: Signore, desidero che io possa servirti fino all'ultimo giorno della mia vita e che se so nella tua presenza e tu mi dovessi chiamare, non c'è cosa più bella di andare con il Signore quando stai lodando e glorificando il suo nome. Passi da questa terra alla vita eterna. Che cosa predicherei? Considerato quello che stiamo vedendo, quello che sta succedendo, credo che sotto gli occhi di tutti, e anche la condizione, la situazione della Chiesa, non solo in Italia ma nel mondo, sto parlando della Chiesa cristiana evangelica, non mi riferisco ad altre denominazioni perché non mi appartengono, non voglio parlare della Chiesa cattolica romana, non voglio parlare, perché io voglio sottolineare una cosa molto importante, che Gesù quando è venuto su questa terra, lui non è venuto a creare una religione. Non è venuto a creare una denominazione cristiana. Gesù non era evangelico. Quanti lo sanno che non era cristiano evangelico Gesù? Quanti sanno che non era cattolico? Sono stati chiamati cristiani perché avevano l'atteggiamento, seguivano, erano discepoli di Cristo e sono stati chiamati cristiani. Ma Gesù era il figlio di Dio. Ed era Dio incarnato. Quello che noi stiamo vedendo, credo che noi lo stiamo vivendo nella nostra età. Personalmente io credo che quello che vedo, quello che ho visto fino adesso non l'ho mai visto prima. Ieri c'era 1 milione di persone a Roma, il Gay Pride, che per carità io non voglio lanciare nessuna pietra, nessun sasso, non voglio assolutamente lanciare, però credo chiedono nei diritti, certi diritti che non sono secondo la parola di Dio, non sono scritturali, la maternità surrogata. Non è così, non è biblico, come non è biblico un uomo con un uomo, una donna con una donna, non è biblico. Però sono accettati, fanno delle sfilate in giro, 1 milione. In America è stata ritirata una Bibbia dalla scuola. L'hanno ritirata da un istituto, perché? Perché è violenta, perché parla di violenza, perché per i bambini non è adatta la Bibbia. C'è qualcosa che non quadra. C'è qualcosa che non funziona.
Ma d'altronde quello che sta succedendo il Signore ce lo ha già detto. Allora il messaggio di questa mattina, l'ultimo messaggio, se io dovessi essere l'ultimo messaggio, voglio dirvelo qual è il messaggio che io continuo a predicare. Noi predichiamo Cristo. Che in alcune chiese non viene più predicato Cristo, questo è il problema. Che in alcune chiese dove dovrebbero predicare Cristo, dove Cristo dovrebbe essere la centralità del culto, cristocentrico, al centro del culto. Perché quello che voglio dirvi è quello che continuo a ribadire, che solo Gesù salva. In Lui solo è la salvezza, non c'è in nessun altro la salvezza. Noi predichiamo Cristo, potenza di Dio, dice l'Apostolo Paolo. Il mondo ha iniziato a cambiare, si è iniziato a contare gli anni prima Cristo e dopo Cristo. Qualcosa è avvenuto, qualcosa è successo. Gli angeli, quando sono arrivati, hanno annunciato pace in terra agli uomini di buona volontà. Eppure la Chiesa piano piano ha iniziato a inserire altre deità, a inserire altre idee all'interno della Chiesa. Ma qui non sto parlando semplicemente, ascoltatemi, non sto parlando di figure di santi, non sto parlando di questo perché lo sappiamo che in alcune denominazioni ci sono i santi e ci sono Madonne, ci sono tutto quello che va dietro. Ma non sto parlando di questo, ma parlo anche che ci sono alcuni uomini che si sono innalzati al potere di Dio. Predicano predicano loro stessi, la loro vita, la loro testimonianza, si sentono chissà chi, avendo dei ruoli all'interno delle comunità. Io non so se questa possa essere l'ultima predicazione, però quello che voglio dirti questa mattina: guarda Gesù, autore e compitore della tua fede. Non guardare mai la vita di un uomo, chiunque esso sia, mai. Seconda Corinzi capitolo 4 versetto 5, l'Apostolo Paolo dichiara: ed era un uomo che si era incontrato con il Signore, ed era un uomo che Dio lo usava potentemente, era un uomo che diceva: se mi devo vantare io mi vanto del Signore. E volete sapere quando sono più cristiano degli altri? E lui diceva: lo sono in battitura, in frustatura, sono stato diverse volte portato quasi alla morte. E lui si vantava di questo, ma non si vantava perché Dio lo usava potentemente per guarire, per liberare. Lui aveva detto: io non sono venuto in mezzo a voi con discorsi persuasivi, sono venuto con dimostrazione di potenza, perché c'era la potenza di Dio sulla sua vita. Lui aveva avuto un incontro con il Signore che aveva cambiato e trasformato la sua vita. Ma lui dice: noi infatti non predichiamo noi stessi, ma predichiamo Cristo Gesù quale Signore. Non predichiamo noi stessi, e si continuano a sentire delle predicazioni, delle esperienze personali, individuali, di quello che hai fatto, di quello che Dio ti ha dato da fare, come il Signore, e allora si gloria un uomo e si innalza un uomo e si inizia ad avere chi? Il mio pastore. Sapessi il mio pastore, bravissimo, tu non è mai il migliore di... Fratelli, innalziamo Gesù. Innalziamo Gesù. Prima Corinzi 1-2 versetto 23. La parola di Dio dice: ma noi predichiamo Cristo crocifisso, che per i giudei è scandalo e per gli stranieri è pazzia. Predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio. Noi predichiamo Cristo. E il messaggio della Chiesa, il messaggio della salvezza è in Gesù Cristo, in nessun altro è la salvezza. Solo Gesù può salvare. E le persone che noi dobbiamo portare, li dobbiamo portare a Cristo, devono vedere Gesù, non devono vedere noi, non devono vedere una figura carismatica. Gli uomini vanno e vengono, fratelli miei, vanno e vengono. Non possono promettere niente, perché oggi ci sono e domani non ci sono più. La parola di Dio è meravigliosa quando dice: cielo e terra passeranno, ma la mia parola non passerà mai. È l'unica che non passa mai. Il cristianesimo non è una religione, ma è una relazione con Dio. È una relazione con Gesù. Quando Gesù ti ha salvato e mi ha salvato, l'hai sentito dire: seguimi? Lo hai sentito dire: seguimi? Non ti ha detto di seguire una religione.
Non ti ha detto di seguire la Chiesa cristiana evangelica e vogliamo dire battista, pentecostale. Noi ringraziamo il Signore perché siamo una Chiesa che ci incontriamo insieme, siamo di fede pentecostale, ma Dio non ci ha chiamato a servire una denominazione. Il Signor Gesù ci ha chiamati a seguire Lui. Guardate cosa diceva Gesù. Prendo solo alcuni versi, ma ce ne sarebbero tanti. In Matteo capitolo 11, versetto 28, venite a me voi tutti che siete affaticati ed oppressi e io vi darò riposo. Gesù invita, dice venite a me, venite a me. Non andate nella sinagoga, non andate, venite a me voi tutti che siete travagliati ed aggravati e io vi darò riposo. Giovanni 7,37 dice, se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Nell'ultimo giorno, vi ricordate, solenne, se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Gesù è l'acqua della vita, la fonte dell'acqua della vita. Giovanni capitolo 6, versetto 35, Gesù disse loro, io sono il pane della vita, chi viene a me non avrà mai più fame e chi crede in me non avrà mai più sete. Io sono, venite a me. E la Chiesa dovrebbe dire andate a Gesù, andate a Gesù, andate a Lui. Andate da Lui, è Lui che libera, è Lui che salva, è Lui che guarisce. Vai nella tua cameretta, chiuditi nella tua stanza, parla con Lui, invocalo, chiamalo. Chiama Lui, ma noi siamo abituati invece comunque a parlare col pastore. Vogliamo vedere qualcuno, lo vogliamo sentire quello che scende dalle sue labbra, quello che Lui mi dice. E molti sono pastorizzati. Il termine proprio del latte. Pastorizzati. Io sono convinto che se dicessi a qualcuno venditi la casa, se la venderebbe. Perché l'ha detto il servo di Dio. Ma fai attenzione. Quanti sanno che il Signore è vivente? Quanti sanno che Dio parla? Ma quanti vanno al Signore per essere parlato da Lui? Quanti vanno da Lui prima di venire dal pastore? Io quando andavo da papà e dicevo, papà ho bisogno di parlarti, dicevo, gliel'hai detto a Dio? Sei andato prima da Lui? E io dicevo, papà, io devo parlare con te. Vai prima dal Signore, parla con Lui e dopo vieni con me. Perché? Perché andiamo dal Signore solo se abbiamo un tumore? O abbiamo dei problemi? Egli è forse la lampada di Aladino? Noi strofiniamo e diciamo, adesso ho bisogno di te. Non abbiamo bisogno ogni mattina che ci alziamo e diciamo, Signore, grazie. Perché questa mattina, se io mi sono alzato e ho potuto vedere un nuovo giorno, è perché tu mi hai svegliato. Quanti sanno che il sonno è un coma? È un coma leggero, ma è un coma. Poi ci sono alcuni che proprio sono in coma. Quelli proprio per svegliarli devi dargli delle bastonate in testa, perché suona la sveglia 1, non la sentono, 2 non la sentono. A Napoli hanno fatto una sveglia con il martello, che proprio esce e ti dà le martellate in testa, così, e ti sveglia. Gesù disse in Matteo capitolo 10, versetto 38, chi non prende la sua croce e non viene dietro a me, non è degno di me. Chi non prende la sua croce. Ascoltate, non pensare che quello che tu stai vivendo è la croce. Perché molti pensano, no? Dicono, pastore, sto portando la croce. Come stai? Sto portando la croce. Dio non ci dice che ci dà la croce. Il Signore ci ha detto, prende. La croce la devi prendere tu. E che cosa vuol dire prendere quella croce? Vuol dire che devo morire a me stesso, perché quella croce è la crocifissione. Io la prendo e devo morire a me stesso, devo morire in Cristo. Quindi prendo la croce e il Signore ha detto chi mi vuole seguire deve rinunciare a se stesso, quindi deve morire a se stesso, perché se tu non muori a te stesso è un grosso problema. Perché continuerai ad avere problemi ogni giorno. Non pensare che venire in chiesa ti tolgono i problemi, qua li troverai il doppio dei problemi. Qui troverai il doppio dei problemi. In ogni chiesa troverai il doppio dei problemi, perché pensi che la chiesa è perfetta, la chiesa non è perfetta. E se lo fosse, appena entri tu diventi imperfetto. O entro io, diventa imperfetto.
Ma siamo sulla via della santificazione. E dobbiamo imparare ad amarci, a sopportarci. Silvia questa mattina proprio ci faceva questa riflessione. Giovanni, Apostolo Pietro dice a Gesù, parlando di Giovanni, dice: ma di lui che cosa ne sarà Giovanni? Vi ricordate Gesù cosa gli ha detto a Pietro? Ma te di Giovanni cosa ti importa? Tu? Seguimi. Il cristianesimo è un rapporto personale con Cristo. È una chiamata da Cristo Gesù. Tu non sei stato chiamato da un uomo. Tu non sei stato salvato perché qualcuno ti ha indottrinato la testa. Tu se sei salvato è perché hai creduto nel sacrificio di Cristo che è morto sulla croce per i tuoi peccati. 1. Gesù è risorto perché tu credi che Egli è risorto. Perché la parola di Dio ci dice che se vogliamo credere, dobbiamo credere che Egli è risorto. Perché se con la bocca avrai confessato che Gesù è risorto, con il tuo cuore avrai creduto, sei salvato. Quindi tu lo hai confessato, hai creduto e quindi la tua vita non appartiene più a nessun uomo, a nessuna persona sulla faccia della terra, non appartiene né a tuo marito né a tua moglie, tu appartieni a colui che ti ha creato, a Dio. E Cristo Gesù ti ha riscattato con il suo sangue, ti ha comprato a caro prezzo e ha scritto il tuo nome nel libro della vita. Non è meraviglioso? E la mia vita appartiene al Signore. Io ho un solo padrone. Si chiama Gesù Cristo, il Signore. Mi ricordo una volta quando lavoravo a Bassano del Grappa, lavoravo in una fabbrica, ero venuto da poco tempo, lavoravo in un'azienda di borse, facevo il tagliatore di pelle, era il mio mestiere. E questo qui, il padrone, proprietario, lo chiamavano padrone, il padron, parum. Qui nel Veneto si usa questa espressione, il parum. E mise fuori il giorno sulla bacheca le ferie che avevamo. Io che dovevo andare a Napoli, organizzo per le ferie e lui il giorno seguente, 2 giorni dopo, viene e cambia la data e mette un'altra data. E io vado vicino, parlando anche con gli altri, guarda, io ho preso già l'aereo, ho preso il telefono, cosa facciamo? Ho pagato, ho preso già, e nessuno andava dal paron a dirglielo. Avevano paura del paron. Allora io dissi, vado a parlargli. E io andai e gli dissi, senta, io ho già preso. E lui mi disse, mi sono il paron, ma scherzito? Ti fai quello che ti dico, mi sono là che sei a porta, fuori! E io ricordo che gli dissi, senta, io ho un solo padrone sulla mia vita e si chiama Gesù Cristo il Signore. Io non ho padroni su questa terra. Io ho un solo padrone, è Lui che governa la mia vita e comanda la mia vita. E se Lui mi dice, allora lo faccio perché è il padrone. Ma io non ho padroni in questa terra. Dio la benedica, tanti saluti e Dio ha provveduto un altro lavoro. Dobbiamo restare fermi su certe affermazioni, su certe cose. Shadrach, Mesach ed Abednego non si sono piegati davanti alla statua. Non hanno piegato le proprie ginocchia e l'hanno portato fino alla fornace ardente. Ore, dissero, noi sappiamo che il nostro Dio è potente da salvarci dalle tue mani, ma se Lui non vuole, nessun problema. E li gettarono dentro, ma morirono quelli che li gettarono nella fornace, ma non loro. Loro uscirono indenni, neanche la puzza di fumo. Niente. Tu prova a fare la frittura a casa tua. Quando esci fuori dici, ma anche se ti sei fatto la ma hai fritto qualcosa? Loro niente. Fratelli, voglio parlarvi di una cosa. Questa mattina il mio desiderio, ho proprio rispettato quello che il Signore mi ha detto. Se fosse tu all'ultima predicazione, io spero che il Signore mi dà ancora tanto tempo di vita davanti a me per predicare la parola. Però voglio dirvi questo, noi stiamo andando nei tempi dell'Anticristo. Le cose peggioreranno sempre di più. Io non so dove andremo a finire.
Non so se saremo perseguitati, non lo so che cosa sta succedendo. E ascolta una cosa, non dire alle persone quando li converti da parte del Signore, dice vieni, non preoccuparti, il Signore ti libera, ti guarisce. Inizia a dire tu non sai quante cose dovrai soffrire per il Signore. Perché se sono convinti, seguiranno il Signore. Non vendere caramelle e cioccolatine, non vendere la prosperità, non dire il Signore ti farà, il Signore ti dà, se nella sua volontà Lui è potente da farlo. Lui una cosa ci ha promesso, che non ci avrebbe mai abbandonato e mai lasciato. Nel mondo avrete... Ma fatevi, io ho vinto il mondo. E l'Apostolo Paolo dichiara, noi siamo più che vincitori in Cristo Gesù, il Signore. Perché questa è la forza. Ma attenzione a vendere, attenzione a dire a qualcuno, vieni, perché poi sarà deluso. Perché il primo vento che passerà su di lui si piegherà. E se non ha le radici ben piantate, giù, fondate, si abbatte. Ogni albero che il Padre mio celeste non ha piantato sarà sradicato, buttato giù. Il tempo attenzione, anticristo. Non è un problema, ascolta bene, non è un problema che tu vai in chiesa. Non è un problema per l'anticristo. Non è un problema che tu leggi la Bibbia, non è un problema per l'anticristo. Non è un problema per l'anticristo. L'anticristo è contro Cristo. E quando tu dichiari apertamente che la tua vita l'hai dato a Cristo e che sei un cristiano, anticristo. La parola di Dio ci dice, guardate, è bellissimo questo, nel Salmo 2, se voi leggete è un salmo profetico. È quello che sta succedendo oggi sotto i nostri occhi. Lo stiamo vedendo, è profetico. E dice... Poiché le genti congiurano perché invano cospirano i popoli, insorgono i re della terra e i principi congiurano insieme contro il Signore e contro il suo Messia. Congiurano insieme contro il suo Messia, si sono riuniti e si stanno riunendo a livello mondiale, si stanno riunendo e stanno parlando di attaccare il cristianesimo. Avete visto che cosa è successo pochi giorni fa? Lì quando hanno fatto la festa ai satanici in America. Avete visto? Ditemi quale libro hanno bruciato. Perché non hanno bruciato il Corano? Perché non hanno bruciato altri libri religiosi? Perché hanno bruciato la Bibbia. Per quale motivo Satana ce l'ha con la Bibbia? Perché Cristo Gesù il Signore è dalla Genesi all'Apocalisse, scorre il sangue di Gesù dentro qui. E non va bene. Non va bene. Perché ce l'hanno con Cristo. I nostri fratelli perseguitati basterebbero dire no, non seguo più Gesù, non sono un cristiano. E le cose andrebbero molto meglio, per loro e per la loro famiglia. Ma loro tengono la bandiera in alto di Gesù Cristo, sono pronti a pagare un prezzo, e lo hanno pagato e lo stanno pagando. Pagano il prezzo, molto caro. Mi ricordo un anno, no, che abbiamo fatto, siamo andati a Porte Aperte, c'era un cantico che avevano cantato dove la fede costa di più. Sì, la fede lì costa di più. La fede costa di più, perché non possono avere queste riunioni come ce l'abbiamo noi adesso, non lo puoi fare. Un giorno ci raccontarono che facevano queste riunioni di nascoste di notte, viaggiavano, si incontravano fra di loro e c'era una persona, 2 o 3 di loro all'improvviso prendono i fucili e apertamente dicono chi è di Cristo si mette da quella parte, chi non è di Cristo da questa parte. Fratelli miei, con un fucile che ce l'hai puntato, se sei di Cristo ti spara in quel momento, ti toglie la vita. Tutti si misero da quella parte. E questi abbassarono il fucile, andarono da loro e dissero siamo fratelli in Cristo. E li salutarono, perché dissero in mezzo alle riunioni clandestine ci sono quelli che si fingono. Allora volevamo vedere se qua in mezzo c'è qualcuno che si finge. Credente.
Chi è di Cristo questa mattina? Chi è di Cristo? Io sono di Cristo. Lui mi ha acquistato con il suo sangue e lo dichiarerò fino all'ultimo istante della mia vita. Fino all'ultimo istante della mia vita. La mia vita appartiene a Cristo Gesù, il Signore. È un salmo profetico. Si sono riuniti, leggetelo. Però è bello il versetto che viene successivo, che dice Dio se ne ride. loro si riuniscono e Dio se ne ride. Perché il nostro Signore è assiso sul suo trono. È ancora lì. Ogni cosa si muove perché Dio lo permette, altrimenti non lo permetterebbe. Però certamente noi passeremo momenti difficili. Forse avrai problemi, non come il problema che abbiamo avuto con il vaccino, eri vaccinato, non vaccinato, non hai lavoro. Forse avremo problemi per dire io sono un cristiano. Forse avremo questi seri problemi, chi lo sa. Però io voglio dirti una cosa, è bellissimo. La conclusione del Salmo 2 dice: insorgono i re della terra e i principi congiurano insieme contro il Signore e contro il suo Messia. Poi il Salmo finisce: beato chi in lui si rifugia. Beato chi in lui si rifugia. È il versetto finale di questo Salmo. Beato chi in lui si rifugia. Io mi rifugo in lui. Io mi rifugo in lui. Perché il mio Signore è il mio Salvatore. Ascoltate bene, ci sono dei segni per il ritorno del Signore. Per coloro che studiano la parola di Dio, questi segni dovrebbero già iniziarlo a vedere. I segni sono questi. Il primo segno degli ultimi tempi sono terremoti, carestie, epidemie e guerre. Questo è il primo segno, che ce ne parla Matteo capitolo 24. Il secondo segno degli ultimi tempi è comparsa dell'anomalia celesti. Avete visto che cosa è successo in Emilia-Romagna? Per una pioggia così che non l'abbiamo mai avuto. Qualcuno dice come 6 mesi di pioggia, anomalia, cosa anomale. Si sta sconvolgendo tutto. Ma quando lo capiremo questo? Ma questo è uno dei tanti. Poi un altro segno è: le chiese sono desolate e l'amore dei credenti si è raffreddato. Ci sono chiese dove si rafforzano, dove crescono, e ci sono chiese dove sono desolate. Al Signore non ha importanza quante volte tu vieni in chiesa. Il Signore non importa, perché il Signore vuole te, vuole me, e vuole te e me 24 ore su 24. E se tu ami il popolo di Dio, ami il corpo di Cristo, quando si riunisce sei con Lui, lo metti al primo posto nella tua vita. Questo è uno degli ultimi segni. Poi il quarto segno è la manifestazione dei falsi cristi. E ce ne sono già in giro, sapete? Basta andare a vedere. Ci sono quelli che si proclamano Cristo, ci sono tantissime persone che li seguono. Il quinto segno, la restaurazione di Israele. Il popolo di Israele sarà restaurato. Avete mai visto quante persone stanno tornando in Israele? Quanti israeliti stanno tornando a casa? Migliaia e migliaia. E sarà restaurato il Tempio. Questo è un altro segno. Ci saranno moltissimi ebrei che si convertiranno a Cristo, riconosceranno che Gesù è il Signore e lo testimonieranno apertamente. E poi c'è la diffusione del Vangelo. Il sesto segno è la diffusione del Vangelo fino ai confini della terra. La parola di Dio sta arrivando in luoghi dove non era mai arrivato. La predicazione, il Vangelo sta arrivando, sta raggiungendo posti dove non era mai stato predicato il Vangelo. Fratelli, io non so voi, ma io desidero che quando il Signore viene, o se il Signore quando tornerà, o il Signore
mi porterà nella sua presenza, dirà sei stato un fedele servitore. Tutto questo, non mi importa altro. Quello di predicare l'Evangelo è quello di aver predicato Cristo Gesù quale Signore e Salvatore. Perché è Lui che salva, è Lui che guarisce, è Lui che sana. La predicazione nella Chiesa dovrebbe avere la centralità, Cristo Gesù il Signore. Tutti gli insegnamenti che noi trattiamo nella parola di Dio, Cristo Gesù è al centro della Chiesa e dell'insegnamento cristiano. Perché se Cristo Gesù non vive in te non sei un cristiano. È dura questa, vero? L'Apostolo Paolo lo afferma, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. L'Apostolo Paolo dichiara apertamente che si è incontrato con Cristo e Cristo ha cambiato e trasformato la sua vita. Filippesi capitolo 2, versetto 9 e 10. Per favore, se me lo puoi prendere, me lo metti davanti lì. Filippesi capitolo 2, versetto 9 e 10. Alleluia. Alleluia. L'Apostolo Paolo dichiara: perciò anche Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni altro nome. Dio gli ha dato un nome al suo figlio che è al di sopra di ogni altro nome sulla faccia della terra. Alleluia! Affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nelle creature celesti e terrestri e sotterranee, affinché nel nome di Gesù si piega ogni ginocchio e ogni ginocchio dovrà confessare che Gesù è il Signore. Le nostre chiese, noi abbiamo dei titoli, ognuno si dà un titolo: Chiesa Rifugi in Cristo, come noi, qualcuno Chiesa Cristiana Evangelica, Chiesa di Cristo. Il Signore rimprovera una chiesa nell'Apocalisse e dice: tu hai nome di vita, ma sei morto. Tu porti il nome di Cristo, ma sei morto. All'interno delle chiese non dovrebbero vedere i crocifissi appesi, Gesù lì sulla croce che sta lì. Gesù è risorto, non c'è più. Non dovremmo tenere più quei crocifissi con Gesù morto sulla croce che è ancora lì come simbolo, ma quando entrano nelle nostre chiese dovrebbero vedere te e me che siamo stati crocifissi con Cristo. Dovrebbero dire: qua ci sono 150 crocifissi che hanno dato la loro vita a Cristo e sono morti con Cristo. Noi non abbiamo qualche simbolo, non ne abbiamo simboli religiosi, ma devono vedere Cristo Gesù nella tua vita. Devi testimoniare di quello che Cristo ha fatto in te. Perché questa è la vera religione, se vogliamo chiamarla così. Questa è la vera relazione di un cristianesimo. È colui che attira, è colui che non è bravo a predicare, ma colui che predica con la sua vita. Con la sua vita. Non vi preoccupate, non crea problemi, tanto predicherà anche lui da grande. Non c'è nessun problema. E allora qual è l'ultima mia predicazione, se dovesse essere? È quella che disse Pietro, che d'altronde fu anche la prima predicazione che fecero. Io credo che noi dovremmo seguire quello che era stato l'inizio del cristianesimo, perché poi da lì si è iniziato a distogliere tutto nel mondo cristiano. Iniziato a mettere un capo carismatico, iniziato ad avere delle figure. Credi nel Signor Gesù e sarai salvato tu e la tua casa. Nella prima predicazione gli chiesero a Pietro, perché Pietro disse: perché guardate noi? Come se fossimo stati noi che abbiamo guarito quest'uomo. È stato quel Gesù che voi avete crocifisso, che lui è vivente e lui lo ha alzato. Lui ha guarito quest'uomo. Quindi dava la gloria a chi? A Gesù, che non lo vedevano, ma a Gesù dava la gloria. E che cosa dissero? Che dobbiamo fare per essere salvati? Credete e ciascuno di voi sia battezzato per il perdono dei vostri peccati. Credete in Gesù. Credete in Gesù. La Chiesa dovrebbe gridare: credi in Gesù, credi in Gesù, non rivolgerti alle statue, non rivolgerti alle sculture, non andare davanti a una scultura fatta da mano d'uomo che ha la bocca e non parla, e le orecchie non vede, ha gli occhi e non vede.
Rivolgiti a Gesù nel tuo segreto, chiuditi nella tua stanza, inginocchia le tue ginocchia e di: Signor Gesù, entri nella mia vita, cambia, trasforma la mia vita, fa che io possa diventare uno strumento nelle tue mani. Quante persone ho visto nella mia esperienza in buona fede, quello gli è stato insegnato e lo fanno con il cuore, di andare lì. Quando sono andato nella chiesa di Sant'Antonio di Padova, io nasco in una famiglia evangelica, quindi chiesa cattolica, ma quando sono andato lì ho visto questa gente che proprio picchiava anche vicino a quello. Mi ha fatto veramente, mi ha toccato profondamente il cuore, a dire: Signore, tu conosci i cuori. Ma mi veniva voglia di gridare: andate a Gesù, andate a Gesù. Venite a me voi tutti che siete travagliati ed aggravati e io darò riposo alle anime vostre. Seguitemi, seguimi. Questo è l'invito di Gesù: seguimi. E ancora oggi lui dice al peccatore: vieni. Quando anche i tuoi peccati fossero rossi come lo scarlatto, io li rimbiancherò come la neve. Gesù è vivente, il sangue di Gesù è ancora potente oggi da cancellarci da ogni macchia di peccato. E questo è quello che bisognerebbe gridare, e questo è quello che la Chiesa deve predicare Gesù Cristo il Signore, e basta. Nessuna esperienza, ho fatto l'esperienza, ho fatto questa esperienza, il Signore mi ha fatto, il Signore mi ha usato, ma lasciamo stare queste cose. L'Apostolo Paolo non ci dice chi era quell'uomo che è stato rapito in cielo, ci parla di un uomo, era lui. Ma non ci dice che era lui, non aveva bisogno, lui innalzava Gesù. Dobbiamo nasconderci dietro alla croce di Cristo. Le persone non devono vedere noi. Pastore, come sei bravo, come sei bravo. Io sono polvere. Oggi ci sono, domani. Vuoi venirmi a trovare? Sto là sotto. Tutti i servi di Dio devono, Giovanni disse: convenga che io diminuisca e che egli cresca. Dobbiamo nasconderci dietro ai pulpiti, dobbiamo nasconderci dietro alla croce di Cristo. Devono vedere Gesù, che è l'unico che può cambiare e trasformare le vite delle persone. Chiesa, annunciamo Cristo. Chiesa, testimone di quello che Cristo Gesù ha fatto nella tua vita. E se non l'ho ancora fatto, non dire niente. Lascia che prima lo fa nella tua vita, perché l'Apostolo Paolo dice: quello che le nostre mani hanno toccato, quello che i nostri occhi hanno visto, quello che abbiamo sperimentato, quello noi ve lo diamo, ve lo trasmettiamo. E allora che cosa puoi dire a qualcuno che ti dice: sai, io ho un problema, sto passando un momento difficile? Che cosa gli puoi dire? Anch'io l'ho avuto, però sono andato a Gesù e Lui è vivente e ha messo pace nel mio cuore, perché Lui ancora oggi si chiama Principe di Pace. L'Emmanuele, l'Iddio con noi, l'Iddio in mezzo a noi. Allora questa mattina voglio lasciarti con questo pensiero. Siamo momenti difficili, si faranno ancora forse più difficili. Io non voglio essere un profeta di disgrazie, assolutamente no, ma credo che sotto gli occhi di tutti, quello che stiamo vedendo, quello che sta succedendo, anche in mezzo ai nostri bambini, nelle scuole, forse qualcuno dovrà prendere delle iniziative, delle decisioni, deve andare in scuola e dire: io non voglio che mia figlia o mio figlio possa fare questo, e forse sarai messo al bando. Chissà le leggi che faranno. Ecco perché la parola di Dio dice: pregate per coloro che sono in autorità. Ma noi dimentichiamo questo, ma Dio ci ha chiamato a fare questo. Fratello, sorella, voglio dirti questo: Dio ti ha scelto, Dio ti ha chiamato, Dio ti ha salvato, e non ti ha chiamato e salvato per riscaldare una sedia la domenica. Mi dispiace, so che questo non fa piacere a tanti, ma io lo devo dichiarare, anche perché è l'ultima predica, può darsi. Quello che Dio ti ha chiamato a fare è essere luce ed essere sale della terra. Dio ti ha scelto affinché tu possa proclamare le virtù di colui che ti ha chiamato, affinché tu possa testimoniare con la tua vita che c'è un regno che è migliore di questo regno della terra, che noi cristiani non pieghiamo le nostre ginocchia davanti a nessun uomo,
davanti a nessun idolo, che sia uomo, che sia nessun idolo. Noi proclamiamo Gesù il Signore. Lui è il nostro Signore, il nostro Salvatore. E allora c'è bisogno di te, c'è bisogno che tu questo messaggio lo ravvivi nella tua vita. Andando a casa riflettici quello che il Signore vuole dire alla tua vita. Io ti ho salvato, io ti ho chiamato per nome, tu sei mio. E io desidero fare di te uno strumento per la salvezza per questa generazione. Se tu sei nato in questo periodo, sei nato per questa generazione. Quelli che sono tornati a casa, come il fratello Greg, come il fratello, come la sorella, che sono tornati a casa, Dio aveva stabilito che c'era quel tempo e sono rimasti per quel tempo. Perché Dio stabilisce il tempo e noi non lo sappiamo il tempo, ma Dio lo sa. Però è finito il tempo e ti chiama a casa. E io non so quant'è il mio tempo per tornare a casa, però io voglio servire il Signore fino all'ultimo giorno della mia vita e voglio dichiarare che Gesù Cristo è il capo della Chiesa, suprema capo della Chiesa, e che Lui solo appartiene alla salvezza e che Lui è il Signore e che io ho ginocchiato le mie ginocchia davanti a Lui e l'ho dichiarato pubblicamente, l'ho dichiarato quando avevo 14 anni, adesso ne ho 64, sono passati 50 anni, ma io ancora oggi, questa mattina, apertamente, davanti alle principati e alle potestà, davanti alla Chiesa, io dico: Gesù è il mio Signore. Gesù Cristo è il mio Signore, è il Signore della mia famiglia, è il Signore della mia casa. Io e la mia casa serviamo l'Eterno. Dichiaralo anche tu. Se anche in casa tua non hai ancora i tuoi figli, non hai ancora tuo marito, dichiaralo apertamente, perché quello che noi pronunciamo, vita e morte, sono in potere della lingua. Dichiaralo apertamente: io e la mia casa serviremo l'Eterno. Mio papà lo ha detto prima di andare con il Signore e i miei fratelli si sono convertiti dopo la sua morte, di papà e mamma. Si sono convertiti i miei fratelli, siamo 9 figli. Perché lui dichiarava pubblicamente, apertamente, e si aggrappava a quella promessa: credi nel Signor Gesù e sarai salvato tu e la tua casa. E lui pregava: Signore per Pasquale, Signore per Ciro, Signore per Maria, Signore per Nunzia, Signore per Rita, Signore per tutti quanti. E mia sorella Rita, la più grande, prima, che mi ha fatto sempre guerra, prima di andare a morire mi ha chiamato e io ho avuto la cosa di andare giù e ho detto: voglio che lui prega per me. Questa è l'opera del Signore. Provate a immaginare io. Dio sta facendo cose meravigliose. Afferra le promesse del Signore, credi in Gesù. Fai di Gesù il tuo Signore. Mettilo al primo posto nella tua vita, nella tua casa, nella tua famiglia. Non scendere a compromessi. Servi il Signore. Fratelli, i tempi si fanno difficili e forse ci diranno: dobbiamo fare una scelta, ma i cristiani la faranno. La parola di Dio, l'Apostolo Pietro ci dice che saremo setacciati, no? Come attraverso il fuoco, e forse passeremo attraverso il fuoco. Però voglio dirti questo, che il Signore ci ha detto: quando attraverserai il fuoco non sarai solo, perché io sarò con te. Quando attraverserai i fiumi non sarai solo, perché io sarò con te. Non ci ha detto che ci toglierà dal mezzo al fuoco, però ci ha detto: sarò con te. E io mi immagino Daniele nella fossa dei leoni. Mi immagino Shadrach e Abednego che dice che c'era un quarto uomo in mezzo a loro. Provate a immaginare, hanno visto Gesù lì in mezzo a loro, hanno visto Gesù nel fuoco, ma non gli ha permesso di toccarli. E questa è la nostra fede, la nostra speranza. Io voglio dirti questa mattina, se tu lo puoi dichiarare anche tu con me: io so in chi ho creduto e sono persuaso che egli è potente da custodire il mio deposito fino a quel giorno. Amen. Alziamoci in piedi. Gloria a Dio. Alleluia. Gloria a te, Signore. Alleluia. Gloria al tuo nome. Ti chiedo di inchinare il tuo capo, chiudere gli occhi. Vogliamo concludere questo incontro. Signore, perdonaci per quante volte noi non ti abbiamo preso al centro della nostra vita, al centro della nostra Chiesa, al centro, Signore, dei nostri culti. Più delle volte, Signore, viene innalzato più un uomo che te. Signore, perdonaci, perché noi vogliamo che Gesù Cristo, il Signore, sia innalzato sempre nelle nostre vite, nelle nostre case, in questa Chiesa, Signore, perché Lui è il Re e il Signore di questa comunità. Lui è il buon pastore, Lui è il sommo pastore. Signore, grazie
perché questa mattina abbiamo potuto predicare ancora la tua parola. Signore, fa che questa parola la possiamo custodire nei nostri cuori, che andando a casa ognuno di noi possa ridomandarsi, possa esaminarsi, possa esaminare la propria vita. Signore, c'è sempre un momento da ripartire e che possiamo ripartire ancora, Signore, che possiamo essere luce e sale della terra. Signore, grazie per questa comunità marostica, grazie per quanti momenti difficili abbiamo attraversato, li passiamo, ma Tu, Signore, sei con noi. Tu sei nella nostra barca, Signore, e Tu non permetterai che il nostro piede vacilli, perché Tu non dormi e non sonnecchi. Grazie, Signore, perché Tu sei la nostra fonte di gioia, Tu sei la nostra forza. Benedicici il nostro restante di questa giornata, la comunione fraterna, te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Dio ci benedica. Buona domenica a tutti quanti voi.